Sare aveva 127 anni. Tanti sono stati gli anni di vita di Sare. Poi Sare morì a Kiryat Arbe, venne stai a Hebron, terra di Canaan. Abram aliere per fare il lamento a Sare e per vaile. Poi Abram si slontanò da morte e orfevela così a Itiz. Io sono un forest fra mies di Waltris e di passaggio. Lasciami comprare lì un terreno per poter portare via il mio morto e sotterrarlo. I tiz rispondero a Abram: Paron, ascolti-nos noi invece. Tu sei un principe di Dio fra mies di noi. Metti il tuo morto dal mio dai nostri tombai. Nessuno non sarà tan vilan di rifudati la sua tombe perché tu puoi sotterrare il tuo morto. Abram allieva su e si buttò a partire denando ai suoi restanti dal paese, i tiz, e orfevela così. Se altri sei d'accordo che o chiappi su il mio morto e che lo sotterri, ascoltaimi e mettete una buona parole per me con Efron, figlio di Socar, che mi cede il landri di Macpele, che le so e che le just da pi dal chiamp. Io gli alpai sulla bruchie che il calval presince di Waltris, trattando di ve un puesto per sotterrare i miei morti. Efron aliere sentato fra mies dai tiz, e Efron, l'itit, gli risponde a Abram che lo sentire in duci, i tiz e duci che arrivava in pe parte de città. No, Paron, ascoltimi me. Io ti do il chiamp e ti do anche il landri che l'è da piit. Ti faccio un regalo davanti ai figli del mio popolo. Sotterra lì il tuo morto. Abram si buttò a partire denando di tutta la in dal paese e i fevelà così a Efron che lo sentire in duci. Perché non mi ascolti tu? Io il chiam tal pai, fasimi il piacere di tirare i bez e dopo io sotterrerai il mio morto. Efron risponde a Abram: Paron, ascoltami invece di me. Un terreno di 400 ciclos darin c'esel per noi. Sotterra lì il tuo morto. Abram si chiatà d'accordo sulla proposta di Efron e Abram i pesà a Efron la rin che aveva fevelato denanda i tiz. Venga stai 400 tocs da rin al presin che valevin sul marchiato. Così Abram, davanti di tutti i tiz e di tutti quei che entravano in per parte de città, al diventare paron dal chiam di Efron, calea Macpele, in faccia di Mamre, dal chiamp e dall'andri caleta al chiamp, e di tutti gli arbui che sono per confin. Poi Abram al sotterrà Sare dall'andri dal chiam di Macpele, in faccia di Mamre, che al sares Hebron, terra di Canaan. È così che Abram al comprà dai tiz il chiamp e l'andri che le aventi per fare un tomba al paesi morti.